Ci chiedono dove si trova la Fontana di Trevi, ad esempio, o quando chiude Venezia, o dove si può fare picnic a Venezia. A lei hanno chiesto se la Basilica di San Marco è di plastica. L'esterno della basilica fosse di plastica, in inglese, probabilmente veniva dagli Stati Uniti, sì. Tanti non capiscono di essere in piazza San Marco, cos'è il campanile, cos'è la basilica, proprio non sanno identificare le architetture. Con decine di milioni di turisti l'anno, inevitabilmente a Venezia ci finisce, a giudicare dalle domande piuttosto per caso, anche chi non brilla per conoscenza del luogo in cui si trova. A raccontarlo sono i Guardians, tornati operativi dal 13 aprile, vegliano principalmente su piazza San Marco, anche in 14 alla volta nelle giornate più affollate, in stazione a Piazzale Roma. Multilingue forniscono informazioni e accoglienza ai turisti, limitando anche i comportamenti scorretti per garantire il decoro a Venezia. Qual è l'intervento più frequente che deve fare? Ma in alcuni orari diciamo che l'afflusso di massa ai Leoncini è quello che ti porta via energia, perché magari i papà tornano a Venezia con i propri figli e chiedono la classica foto, oppure... Non si può fare. E non si può fare perché la piazzetta è stata riconosciuta patrimonio dell'UNESCO. Sono dispiaciuti. Molto, però accettano e capiscono sicuramente che è una cosa che non si deve fare. Un servizio sostenuto dal Comune che ha voluto affiancare alla Polizia Locale per 201 giorni fino al 31 dicembre del personale specializzato nel gestire l'enorme flusso turistico che arriva in città. Quante lingue parla? 5. Di dov'è? Io sono nata a Belgrado, però abito a Venezia da 20 anni perché i miei antenati erano veneziani, doc. Io ne parlo 3, l'italiano, lo spagnolo e l'inglese. Diciamo che ho fatto lavori simili anche comunque a Venezia, fra turismo e arte in varie situazioni, per cui insomma... Ha già cominciato. A lavorare qui? Sì. E com'è andata? Ecco, siamo sopravvissuti finora. La massiccia campagna per il decoro di Venezia messa in campo in questi anni sta iniziando a dare i suoi frutti. Un quotidiano inglese ha definito i Guardians la sandwich police, la polizia dei panini, ironizzando per gli interventi su chi pranza in area marciana, ma il messaggio, sostengono a Cafarsetti, è arrivato e certi comportamenti stanno diminuendo.